Pronti? 1, 2, 3. È buona la prima partenza e il cavallo più veloce in questo momento è M Stella, che prova a mettersi davanti a Dell'Alba, che è riuscita a girare ottimamente con i nastri. M Stella ci prova, Dell'Alba prova a resistere e Dell'Alba probabilmente riuscirà a mantenere quella che è la leadership del plotone, di questo grande plotone, di questa TQQ che chiude la giornata all'Arcoveggio. 200 metri, 15,1, quindi tanto lavoro è già stato fatto per Dell'Alba, che guida con alla sua destra M Stella, segue il numero 7 Dep dell'Olmo, dietro troviamo Elkana S, poi alla sua destra il numero 4 di Fashion Star Love, poi tutti gli altri. È già in terza ruota il numero 10 di Flipper di No, 13,9 per quello che riguarda il secondo parziale, quindi viene un 29 dei 400 complessivi, quindi si è fatto già un po' di ritmo e Dell'Alba comunque conduce 43,7 per i 600 metri, sempre davanti a tutti Dell'Alba il castrone di Filippo Monti, che adesso prosegue la sua corsa davanti a Dep dell'Olmo con Lorenzo Besana che lo segue. È rimasto purtroppo M Stella a destra, purtroppo ovviamente per lui non era certo la previsione della sua corsa. 14,8 il parziale della retta delle scuderie e si prosegue tutti intruppati, nessuno fa mosse particolarmente decise neanche in terza ruota, qualcuno è lì in mezzo alla pista ma in questo momento nulla da segnalare di particolare. E altri 200 metri sono passati in 15,6, stavolta si è un po' rallentato, M Stella rimane a destra, ora prova la mossa, Doge Ferm, è anticipato da Elkana S quando siamo davanti alle tribune e siamo a 14,5 come parziale della retta delle tribune e Doge Ferm è rimasto un po' fermo lì in terza ruota, che quindi deve percorrere tutta la strada senza poi progredire particolarmente. Altri 14,8 per la curva e si arriva nella retta delle scuderie. È molto decisa l'azione di Elkana S con Riccardo Pezzatini. Numero in quarta 16 ruota abbiamo Doge Ferm, però non squalificato. sembra flettere l'azione di Dell'Alba quando entriamo nell'ultima curva. Dell'Alba sempre seguita dal numero 7 di Dep dell'Olmo, poi abbiamo il numero 3 di Elkana S e Doge Ferm che insiste in terza ruota e la sua azione sembra particolarmente incisiva. Dietro di loro prova ad avvicinarsi anche Elsa Rossinelli, ma entriamo in retta d'arrivo dopo 14,8 della curva, prova a difendersi Dell'Alba, l'azione di Doge Ferm però è molto incisiva. Doge Ferm, Antonio Di Nardo va per il successo, difende la seconda posizione probabilmente Dell'Alba dall'arrivo di Dep dell'Olmo. 1,13,9 per la vittoria del TQQ per quello che riguarda all'allievo di Antonio Di Nardo, Doge Ferm, che si è fatto praticamente gli ultimi 800 metri in terza ruota e quindi ha messo un sigillo importante su questa corsa. Quindi Doge Ferm, Antonio Di Nardo per Enrico Fiaschi, proprietà del signor Garofalo Raffaele, e quindi la vittoria di questo castrone di 7 anni da Traders e Fane Farm e che si aggiudica il TQQ. Adesso andiamo a vedere le posizioni di rincalzo mentre guardiamo lo slow motion. Quindi Doge Ferm assolutamente consolidato e certo vincitore della corsa, al secondo posto probabilmente il numero 7 davanti al numero 1, direi di sì, e poi al quarto posto il numero 12 di El Chapo Stecca che precede il numero 11 di Filippo il Grande. Queste dovrebbero essere numericamente le risultanze di questa ultima corsa al Convegno dell'Arcoveggio e quindi noi vi diamo appuntamento a giovedì per un'altra riunione di corse qui all'Ippodromo di Bologna.